puzzatore per ambienti. Grazie alle sue alitate e alle sue scoregge distribuisce omogeneamente questa ricercata fragranza di freschin e boassa de vaca in tutta la tua casa. Corri a comprare il puzzatore CP in tutte le migliori profumerie. Caro il CP. Vendo bave di CP. Guarda, è do bettone che qua, guarda questo bottone, questo bottone che... Chi ho qua che fa casino? Ah? Chi ho qua? Fa casino? Guarda, guarda, sempre sotto a tono. Guarda che elementi, guarda. E anche un po' dieta, insomma, vero Cesco? La nebbia agli irticolli piovigginando sale. È aumentato il gasolio e mi costa un capitale. Ah, che poesia veneta! E il Cairo a brosa e a gente che va a lavorare. Questo è il Veneto. Ok, in sostanza non l'ho ancora finito, ho ancora 2 tacche, quindi chissà quanto ancora mi dura. E ho già fatto 11 notti, tra cui quelle lì a Cimolais, che eravamo a 4 gradi sotto zero. In più ho acceso anche di giorno il riscaldamento, è vero, non solo di notte. Quindi direi bene, un giorno rifaccio il pannellino anche qua. Per tutti quelli che non ci credevano, da noi il carnevale si paga, cioè tu paghi per vedere il carnevale. Nota, il nome antico di Oderzo è Opitergium, ok? E se tu noti molte attività, a parte come descrizione, magari dicono, non so, panificio, opiterino, un'altra cagata, opiterina, eccetera, eccetera, ma iniziano anche con opiti, hai capito? Tu mi dirai, sì, ma a me che cazzo me ne ciao? Vabbè, resti ignorante, Dio caro, cioè non so. Invece dire grazie a ste chicche, ma cosa servono? Non è che devono servire necessariamente a qualcosa, devono dare un profitto, un qualcosa in cambio. A volte quel profitto, quel qualcosa in cambio è anche, come dire, lo stuzzicare la tua mente con un'informazione quando tu sei predisposto in quella giornata a avere la mente stuzzicabile con queste curiosità. Ok, ci sono giornate magari che sei impegnato e dici ma che cazzo me ne frega di ste robe, altre giornate che sei magari un po' più rilassato, dici ah che simpatico sapere da dove è nato magari il nome, che senso ha sta tradizione, eccetera 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 eccetera. Arriva qua birreria a San Gabriel, e che vedi, per noi, per i ragazzi, dicevo, qua il parcheggio lo chiudono al cancello. E qua, se no, fammi vedere, anche qua è tutto col cancello, c'hanno paura, qua la gente ha il terrore che la gente gli sfrutti i parcheggi, ok? Vedi, dei supermercati e tutte queste robe, guai parcheggiare fuori all'orario di apertura, per carità di Dio, non sia mai che non te che consumi il parcheggio, Dio caro. Oggi ho fatto la colletta per lo Stato, vedi, così possono andare a farsi le vacanze in elicottero. Guarda, piuttosto che benché dietro venire su coio. Ah, ti ho bruciato in massa perché stavo parlando con te. Altro che il bombolone più grande, cioè appunti, cazzate, dettagli, ma giusto per capire come funzionano a volte le piccole cose, di come ti autoinganni a volte. Allora, il bombolone ha la stessa capacità, la valvola non è rotta perché è tutto nuovo, quindi c'è la valvola nuova che funziona, che stoppa quando deve stoppare, non prima, non stoppa. E il super sensore degalleggiante con i 9 pallini, cioè adesso so veramente preciso quando sono veramente in riserva, cioè ho fatto 30 euro per carità dal distributore, anzi 27, potevo farne 35 perché 35 è proprio il 000 il massimo, quindi potevo consumare ancora di più. Il fatto sta praticamente che prima arrivavo ciucciato, cioè con l'ansia, con non so se ci arrivo a una settimana, ossia 7 giorni precisi. Io ogni venerdì mattina era rito che andavo a fare GPL. Adesso sono state 2 settimane piene, cioè tutte le notti e anche di giorno, cioè 2 settimane piene, cazzo, il doppio, è il 100%.
La morale trovatela tu, se vuoi un po' una scorciatoia, dici, vedi, a fine, come batterie. Ho capito, sì, tipo il litio e sarà che dura il doppio e tutto quel cazzo che vuoi, però, scusa, con un pannellino che mi dice realmente quanto cazzo sono in percentuale o in ampere di batterie, è ovvio che io consumo molto di più, che nel senso che me le gestisco molto meglio. Prima che era voltaggio non capivi mai un cazzo, in più sapevi che non potevi andare troppo giù col voltaggio e quindi le batterie AGM non durava niente, hai capito? Ma il trucco, a Sando Star, ok, che le sfrutti il doppio le litio, lascia stare che il dettaglio che ci porta fuori il ragionamento. Il fatto del pannellino preciso è la cosa per me più importante di questo impianto a litio, idem dell'impianto a GPL, il pannellino strapreciso, così so veramente quanto posso spremerlo. Comunque riconfermato 2,50 € /3 circa al giorno di GPL, quindi fornelli, riscaldamento con sempre l'acqua calda, bollente H24 e no, sono contentissimo dei consumi, sì sì, e ripeto, dentro in camper non fa mai freddo, proprio mai. A van life, oppure il mio lavoro. Sto qua no, sto qua è il CP. Ah, che beodo quel cane. Vedi che comoda la mia vita. Io adesso sto studiando, quindi sono a scuola. Esatto, guarda. Quanto gli interessa il CP, vedi? Quanto non gli interessa non sbadiglia neanche, cioè ci ha provato, cioè solo per farmi intendere. E comunque posso portarmi il cane a scuola, cioè capisci? Non ho mai portato il cane a scuola. Il criceto sì. Sì, va bene. Mo è a tutto, mollo tutto e vado a far pisciare il cane, cioè mollo gli studi. Ah, che bello quello sito! Sì, che siamo avanti da qualche settimana perché io ormai non sapi i denti. Eh sì. Ma no, dai, non sta a restare male. Oh, porca miseria, non l'avrei mai detto, ma cacchio se lo sto usando sto microonde, è una roba veramente incredibile. Tac. Cioè, sono quelle cose che non metteresti mai, poi mai in un camper, però invece quando inizi a usarlo, porca miseria, a parte tanto risparmio di gas, poi avevamo già fatto sto discorso che sarà perfetto per riscaldare la roba d'estate in modo tale da non aumentare la temperatura dell'ambiente con i fornelli. Avevamo fatto il discorso quella volta, piastra induzione contro gas, c'era il gas vinceva a 1000 d'inverno e la piastra di induzione vinceva a 1000 d'estate, sia per un discorso di recupero dell'elettricità, diciamo che in inverno c'è penuria, sia per un discorso di scaldare o non scaldare l'ambiente. Non sta domandando qua che è appuntata, so solo che l'ho fatta. Non serve che ti interrompi ogni volta che mi giro e ti guardo, vai pure, anche perché volevano vedere magari, che brava che sei a sgranocchiare, nonostante ecco, il cane lecca ossi, cioè fa come certi tipo cos'era il muro del pianto e altre cose diciamo religiose dove ci sono passate tante persone a toccarle con le mani e queste cose si sono deformate con l'andare dei decenni, no? È uguale più o meno l'osso del GP. Esatto, GP, sì, è il famoso osso sacro, esatto. Ah, che sole stamattina. Allora, sotto a farmi vedere dalla senologa là, hanno detto che sì, no, in teoria non muoio, ho detto sarebbe una cosa molto rara, però ho detto per sicurezza facciamo il lago aspirato e una visita endocrinologa, mi ha detto per gli occhi che ho e anche per sto discorso della tetta, quindi è il medico quello degli ormoni. E oggi sto andando a pagare il falegname, ma non solo a pagarlo, e a montare quei pezzi diciamo mancanti, i bordi chiamiamoli, che erano stati verniciati, quindi oggi è proprio il vero ultimo giorno di falegname. Poi sempre per il discorso, non so se interessa a qualcuno, scusa ma mi sono proprio per alzato in questo momento perché il falegname è tanto mattutino. Ho preso tutto il tessuto e l'alcantara, preso nel senso che è arrivato e sono andato a prenderlo, e i cuscini idem per fare la dinette e bene, quindi insomma con Marilena poi faremo il tutto. Non ti anticipo altro perché sennò dopo arriva i video dei tende, delle tendine e delle robe e ti dice ma Sigano me l'avevi già detto oppure cosa mi dici adesso? Guardate il CP piuttosto, guarda il CP che bello col suo capotino.
anche lui fa incassare, perché lei ha detto, Dio caro, ma è ore di tirarmi su dal letto, cioè, effettivamente è felice di solito la mattina, però se la svegli troppo presto dice, ma che cazzo stai facendo, Dio caro? Come quella volta a Cimolais che abbiamo fatto non so quanti chilometri di camminata, sta qua mi guarda e mi fa, che cazzo stai facendo? E mattine a casa de Singano se vede anche le frese. Pensa a qui che costruisce sti macchinari. Cioè ti sia il dipendente, no? Che le devo costruire sti macchinari, non ti sia il falegname, te sia quel che fa i macchinari. E arriva tuo padrone, arriva il tuo capo e ti fa, ma cosa stai facendo? È una sega? Ma è vero? Cioè, Dio caro, cioè, però prova a immaginare dentro di te l'emozione di rispondergli al capo una sega, che da noi significa non fare niente, non fare un cazzo, hai capito? Però cioè, veramente mi metto nei panni di chi costruisce questi macchinari. Deve essere, guarda, andrei a provare sto lavoro solo per questo. Oppure CP, prova a domandare a un coso, a un computer, cosa si deve fare? Un bit. Bene CP, riassunto velocissimo perché devo andare a mangiare da nonna. Allora, il piccio qua, poi ovviamente ci andranno i cuscini, quelli giusti, sono stati riverniciati, vedi i pezzi che tengono sulla scrivania, questi bordi qua per le scatole, poi qui ci andranno le tendine, non si vedrà. Qui c'è il gradino per andare nel letto, più avanti mi faranno una cornicetta, ho detto una cosa extra che mi regalano, e questo il bordo, famoso bordo, vedi? E adesso c'è, qua mancano i paletti, quelli per fissare il monitor, ce li ho di là, li monto dopo. Una topa personale. E la foto con la siepe lì. Cheese! E dopo un po' di fatica c'è l'abituamento del CP col Tiger Cat, però lei mi sta obbediendo, non è per niente serena. Serve una museruola, io le conosco e guarda che ti tengo d'occhio. E farla stancare, però la museruola che ho io non va bene, è troppo lasca e purtroppo lei ha bisogno di perdere l'effetto novità di questo coso che non posso dire il nome. Sì, sempre robe strane parcheggiate davanti qua. Allora la Fiat 1400 targata Lecce, sta roba strana qua, no station che passa, sta roba strana qua, qui cerchi a Volkswagen. Mo se non hai voglia di farti non so quanti chilometri a piedi, perché hai un camper di 7 metri, ricordati che avevo la mascherina per entrare dal dottore. Memo, correva l'anno 2023. Allora, a questo punto ragazzi, o sono stupido io o sono stupidi quelli che vanno a studiare per prendere i soldi. Perché? Ho detto così, ovviamente è provocatoria, vuol dire tutto e vuol dire niente, è chiaro. Lo facevo per catturare un po' l'attenzione, ben si intenda. Allora, sembra che ci sia disoccupazione, che ci sia insomma un sovraccarico di posti per determinate categorie, no? E sembra che tutti sti laureati sono al McDonald's, no? È un po' quasi una frase fatta, un po' quasi una battuta, però in realtà spesso, troppo spesso è anche vero. Ma io penso adesso, la giro larga, come sempre, ci sono certi specialisti, tipo non so, l'endocrinologo, ora parlo perlomeno della mia zona, cioè di questo Triveneto, che sono impossibili da trovare, ma non tramite l'ULS, non tramite l'ospedale, a pagamento. E quindi io dico, porca puttana, se questo è un mestiere che in teoria prendono una botta di soldi, perché mi ricordo quella volta il dermatologo 110 euro per 10 minuti che mi guarda i nei, voglio dire, quindi l'endocrinologo magari non ha gli stessi prezzi, o magari sì, o magari più o meno siamo là, ma cazzo, andate a studiare endocrinologia, porca puttana, che devo essere che roba di ormoni, tu capito? No, a parte scherzi,
vedi, a volte ci sbattiamo tanto a inventarci nuovi lavori, andiamo a mostrare la vagina su OnlyFans, chiediamo collette eccetera, quando in realtà, porca puttana, te studiavi per fare l'endocrinologo e saresti miliardario, andresti in giro in Ferrari in teoria, con tutta la richiesta di lavoro che c'è. No, perché a sentir dire c'è gente che lo prenota e dopo mesi e mesi ancora non ha l'appuntamento. E quindi dici, cazzo, che stiamo parlando di una visita a pagamento, eh? Stavo guardando un mio video che era appena uscito, quello delle grotte in Slovenia. Mi sono accorto di una cosa che non l'ho mai spiegata, che spesso parlo di soldi, o meglio del risparmiare. Perché anche stavo là a dire, no, della pizza, beh, perlomeno abbiamo risparmiato, eccetera. E effettivamente dici, ma come mai, cazzo? Cioè, uno lavora, il lavoro gli va bene e tutto quanto, e che sta là a guardare le cose. Invece no, è proprio per quello che mi reputo benestante, nel senso che sto bene, non nel senso che ho tanti soldi, proprio perché non spreco, prima, non butto i soldi alla cazzo, e soprattutto, questa è stata una cosa che ho portato avanti per veramente decenni, ancora da quando facevo le prime gite col 125, che se tu hai 50 euro tipo alla settimana da spendere, faccio un esempio, e ne spendi 30 in un'uscita e 20 in un'altra, ok, hai fatto 2 uscite, ma se tu per ogni uscita ne spendi 10, cazzo, ti puoi fare 5 uscite, cioè capisci il ragionamento. Non è il fatto di non spendere i soldi, perché io i soldi li ho sempre spesi tutti, io ho sempre avuto il conto a zero, nonostante a 15 anni prendessi 3 milioni di lire, che lavoravo come barman, cazzo, è uno delle più bei locali di Jesolo, però spendevo ma non buttavo. Questo perché se tu spendi ma non sprechi, o meglio spendi intelligentemente, hai più guadagni, cioè più compensazioni, hai capito? So che te l'ho spiegata velocemente. Certo che sarebbe un peccato morire con tutte le cose belle da studiare, da imparare, a fare, da brigare. Che spettacolo stamattina, vari cormorani! Bellissimo, ti sei beccato giusto la scena, che culto che hai avuto, veramente. Che bello, diga CP, sì è bellissimo, sì sono a Jesolo. Devo passare a fare un'assistenza ma alle 10, che pacchia. Guarda come volano allineati, guarda, che figata. Qua, questi li ho presi tardi, o meglio, mi ero accorto tardi che era una figata vedere i cormorani che volavano allineati. È strapieno. Adesso è cambiato qualcosa, non so se è il discorso del clima, ma non credo, l'inverno è comunque freddino. Cioè esisteva l'avevo già fatto questo discorso, forse, guarda, anche Aironi, decine e stradecine in tutto il Veneto, cioè sì, decine, migliaia e stramigliaia in tutto il Veneto, sono sempre esistiti gli aironi e i cormorani, no? Solo che una volta vedi un airone e un cormorano, dici, va che bello l'airone, sì l'ho visto, no, ho visto prima me, sì, guarda l'airone che svoia, guarda, i cormorani, va il cormorano, guarda che galano, guarda Adrio, adesso invece no, è normalissimo, perché chi ne tanti, sai inflazionare. Te la consiglio anche a te questa passeggiata. Praticamente, guarda, tu vai al Cassilis, no? Che ok, è un bellissimo parco molto grande dove stai molto tranquillo con i camper, sembra anche sicuro, insomma, da anni e non succede niente. E ti metti là, fai la van life, dopo ti fai una camminata di qua e dopo fai i cazzi tuoi, no? Hai capito? Guarda, gli aironi, bello, sembra uno spettacolo vederli in volo. Ciuccio che io addosso ai coccai, anche perché, ti ricordi come cantava Battiato, in teoria, Battiato che poi ha preso dagli antichi greci, dai trattati sugli Osei, no? Però vabbè, adesso senza dilungarci troppo, sembra, no, che sti uccelli abbiano questa sorta di volo istintivo, geometrico, matematico, il quale gli consente di creare forme e movimenti senza mai scontrarsi, ok? Però magari no, pensavo a destra mia e mia quando ho visto i cosi là, gli aironi in Dardossa e i cocai, no? Ho detto magari gli aironi a sua patente, diciamo, no? A sua geometria de volo, e i cocai in altra vita che ne rissa de venisse dos.
È un toccasana per l'anima. E Alessia ieri sera ha visto 2 volpi. Non si dice dove, mi raccomando anche te, quando vedi i volpi, intanto guardate i cormorani che arrivano mentre ti faccio sto discorso. Non si dice mai dove hai avvistato le volpi, per 2 motivi concatenati. Allora, il primo è che dopo arrivano i cacciatori e le ammazzano. Il secondo è che le volpi, prendi pure una qualsiasi enciclopedia, appartengono alla famiglia dei canidi, ossia, in sostanza, in parole grezze, sono cani. Quindi tu mandi qualcuno, manderesti qualcuno a ammazzare dei cani e non lo faresti mai, no? Questo per vincolo culturale, ok? È un blocco il fatto che tu non vai a ammazzare i cani, perché nella tua cultura non si fa. Però a volpe è un cane lo stesso, però qualsiasi poco palla. È come dire, copemo i dalmata e Yorkshire no. Cazzo, nel senso ha sempre canise. Dopo andremo anche oltre, c'è il discorso dei mammiferi e poi degli animali, però insomma là manca ancora qualche millennio per arrivarci, se ne parlava già 2000 anni fa, siamo nel 2023, ancora sta roba non si è capita, te pare che arrivo me la spiego, no? Dai, calamaio alla mano e prendi appunti. Se il calamaio non ti sa neanche a cosa che è il calamaio, ti appena è l'iPad. Ogni tanto ti insegno, ti tramando queste parole venete perché le considero molto simpatiche. E attenzione, non significa divertente, divertente è quella cosa che ti fa ridere, i termini veneti non fanno ridere, però sono molto simpatici, ossia creano quel piacere nell'interloquire con l'altra persona utilizzando questi termini, ok? C'è proprio questa forma di piacere, un po' come, non so, io stamattina che mi sono svegliato qui con le prime luci del mattino e vedevo i cocai che svoea e i cormorani che indea stormeon. Cioè, per me questa era poesia, cioè non tanto descrivere di Veneto, ma il vedere questa cosa. E poesia è compiacimento. Quindi, se mi senti insistere con questi termini veneti, è proprio per tramandare, non regalare, perché non è roba mia, al mondo queste simpatiche e piacevoli forme di comunicazione. Che anche te mi spaventi i cocai, guarda te, millenni di scienza, filosofia, scuole del pensiero, psicologia, per poi trovarsi ancora a fare la guerra tra di noi, cioè neanche contro i coccodrilli, cioè, capisci? E lì la guerra sarebbe necessaria, no, contro di noi, contro la stessa specie. Quello dico sempre, se a volte non capisci certi ragionamenti delle puntine di questo canale, mi viene automatico dire, se non ci sono riusciti gli altri 2000 passa anni fa, vuoi che ci riesca io, che sono una semplice scoreggia in mezzo al mondo, no? Allora, bambini, future generazioni, i cani non parlano, ok? Perché hanno una struttura cerebrale diversa dalla nostra che non gli consente certe operazioni cognitive quali il parlare, no? Ok, l'interagire. Però hanno comunque una loro lingua. Questa cosa qui che stanno facendo significa è ora di pranzo, ok? Cioè non è che parla, cioè mette il verbo, crea una proposizione, no. Però vedi, così facendo, schiacciando il muso, facendo quest'aria morente, depresso, vedi, con la coda bassa, cioè proprio questa cosa pietosa, e per loro significa è ora degli scipi, è ora del pranzo, è ora di mangiare il cibo. Quindi, pampini, sappiate, questo significa è ora di pranzo. Guardate, se uno deve stare qua un mese con questo pensiero alla tetta che non sa se deve morire o chissà cosa vuole. Nel frattempo, per distrarmi oggi, invece di lavorare, ho voluto rifare il letto, vedi, siccome era tutto un po' rovinato, brutto come colori, eccetera, l'ho rifatto, quella roba là no, faccio il tetto resta, penso, purtroppo originale, però le pareti sono fighissime, almeno secondo me, e adesso mi sto facendo la porta, perché stonava a merda con questo grigio, quindi sarà con gli adesivi, e poi gli rimetto sopra il pezzo di legno. Va bene o non va bene, ti svelo una verità assoluta, va benissimo, perché il camper è mio, ci vivo io e ci lavoro io, quindi non puoi dire va bene, non va bene, eccetera, eccetera. Se va bene a me, che ci vivo solo io, ovvio che va bene. Porco cane, Alessia mi ha detto che è quasi ora di cena, mi tocca muovere a Van Life e andarsi a narco amorosa, oppure potrei fare che mollo tutto
tutto e vado a fare la van life dentro da Alessia. No, ma dopo si incazza se entro col camper in cucina. Già si incazza se entri coi scarponi, figurate col camper. È decisamente meglio, decisamente meglio. Dopo gli rimetto i puntini là, i copriviti. Eccoli là, Bostik e nastro di carta per fare robe fatte puito. Dici che i tuoi fiori si sono rovinati, non hai abilità. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta senza volontà. E giochi a fare Dio manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare invece resti uguale per l'eternità. Ma non c'è niente che sia per sempre. Perciò se da un po' che stai così male, il tuo diploma è